Allora, intanto abbiamo il pubblico che ci guarda, no? Roby Carletta è già lì, riuscire a tenere l'intervista non è facilissimo, ma noi ci proviamo. Ma se penso a cose. Dunque, innanzitutto penso alle braghe che mi sono messo oggi, che diversamente da Cesarino... Non volevo farle inquadrare, però sei deciso. Con la braga bianca, ma bensì con la braga scozzese, anche perché a Genova vestono tutti staglieno già pronti da entrare nella cassa. Invece io mi sono messo un po' più charmant. Ma sai che penso? Io ho pensato di scrivere una parodia e che in parte la dedico a una grande attrice, la famosa la voglio così come suggeritori, no, perché c'è Mario Menini, la sua presenza ci emoziona. L'Eleonora Duse di Piazza Martinez, ovvero Bianca Podestà. Allora abbiamo io ho scritto L'Eleonora Duse di Piazza Martinez. l'Eleonora Duse di Piazza Martinez che mi accompagna sul testo di Ma sai che penso. Ma sai che penso ha due versioni, una cantata magistralmente da Mario Menini, e se ci fosse vivo ancora Cappello lo ammazzerebbe di invidia, e l'altra Pensavo di qualcos'altro, però. E l'altra invece in prosa, dove qui Eleonora Duse in arte Bianca Podestà leggerà pezzo per pezzo e io farò dei commenti come se questa canzone fosse stata scritta oggi, guardando in prospettiva la realtà di oggi, di questa Genova com'è. Spero di trarre con l'ironia, qualche risata da questo testo. Ci riuscirai sicuramente. Ringraziamo Roby Carletta e le sue braghe, e allora l'Eleonora Duse di Piazza Martinez. Insomma, una presentazione di quelle importanti. Di quelle da 90. Solo che quando lui mi ha interpellato per fare questo, dico: ma Roby, mi tuffo, non vedo l'ora di fare qualcosa con te, perché non era mai capitato, e allora ce la metto tutta, che riesca benissimo un pomeriggio divertente, e la gente deve anche ridere, perché c'è troppe cose che ci fanno stare in ansietà, dobbiamo ridere. E poi farò anche il carosello della mucca Carolina. Ecco, te lascio dire, vabbè. Mucca Carolina perché andava di moda, allora erano i famosi caroselli degli anni 60. E me li ricordo. Molto bene, poi si andava a letto dopo il carosello, va bene. Un piccolo striptease, se state bravi, con mucca Carolina. Cioè ti tenevi le braghe, va bene. Grazie, un'intervista che avevamo sempre desiderato di realizzare. Bene. Grazie a Dio ci siamo riusciti, speravo proprio. Va bene, grazie. Ma benissimo, se dovevi rompere tanto il pedino ti potevi comprare una casa baracca. E allora io ho pensato di fare una parodia, di scrivere questa parodia per poter far sì anche che Bianca Podestà si potesse esprimere nel meglio della sua dialettica genovese, nella sua recitazione, e ho immaginato questo testo, il testo di questa canzone straconosciuto da tutti, riveduto da Roby Carletta ai tempi di oggi. Quindi, saltando di un secolo, quali sarebbero i commenti che un genovese, finalmente sento questo microfono benedetto da Lourdes, ecco, finalmente si sente qualcosa, fino adesso avete capito quello che ho detto? Allora, la cosa funziona così: Bianca recita un pezzetto della canzone, poi in genovese e in italiano, e io faccio il commento tenendomi aggiornato ai tempi di oggi, dopo 100 anni dalla sua nascita. Prego, Bianca. Ulia partì senza una palanca. Era partito senza un soldo. Tanto per cambiare, questa è una storia di un emigrante genovese, Misho, che va in America, e poi ci lamentiamo di questi che arrivano con i gommoni qui in Italia. Almeno lui è partito su una nave. Le ha già 30 anni, forse anche più. Era già 30 anni, forse anche più.
Non come oggi che finita l'università vanno a fare il master a Oxford e ci restano altri 30 anni. Ulaia lottò per mettere i dineri a banca. Aveva lottato per mettere i soldi in banca. È il solito problema del genovese che mette il grano in banca, interessi, NIBA. E poi oggi se vai in banca ti danno dei calci nel sedere per farti uscire. Però ci sono quelli che investono in criptovaluta e diventano milionari in una settimana. E può essere un giorno tornare su e potersene un giorno tornare ancora giù. Non come i Vukumpra che non ci pensano lontanamente a ritornare giù in Marocco e a menarselo nel deserto. E farsi a palassino giardinetto con rampicante, qua cantigno vin, a branda, tacagliermi a isoletto, pedaga na schenasse e mattina. E farsi la palazzina e il giardinetto con rampicante, con la cantina e il vino, la branda attaccata agli alberi e usualetto per coricarsi alla sera e al mattino. Con le liquidazioni di oggi ti va bene se riesci a comprarti un box. Se ti va male, divani a uso letto con lo sconto dell'80%. Solo per questa settimana, Ma un figlio che diceva, che pensa, a Zena, cosa ti deve tornare? A figlio gli diceva, non ci pensare. A Genova, cosa ci vuoi tornare? e c'ha ragione, che è la città più cara d'Italia. E se entri in una trattoria dopo le 9 di sera, ti dicono cosa c'aveva in una rompa overine. Ma sai che pensa allora? Rivedo il mare. Ma se ci penso, allora rivedo il mare. Tutto inquinato, divieto di balneazione, e poi non ci sono neanche più i bianchetti. Hanno fatto il waterfront, che vuol dire un gabinetto di fronte al mare. Vedo i miei monti, a Ciassa d'Annunziare, vedo Ridi e mi sono strenzo che... Vedo i miei monti in piazza dell'Annunziata, rivedo il Ridi e mi si stringe il cuore. Sui monti niente funghi e tante mountain bike a rompere il melino nei sentieri. A Righi tanti maniaci, ma ormai non ci vanno neanche più le coppiette perché sono diventati tutti fluidi. E in piazza dell'Annunziata ora parlano arabo, poi ci sono i travestiti e gli spacciatori e a una certa ora ti si stringe il culo, altro che il cuore. Vedo la lanterna, cave e la Zume. Vedo la lanterna, la cava e laggiù il molo. Vado a vedere adesso la lanterna, la cava, il molo, ne sa qualcosa Spinelli, è tutto coperto dai container. E rivedo a Sena illuminata, vedo la luce e sento Franz Omar. E rivedo la sera, Genova illuminata, vedo la voce e sento Franz il mare. Vieni a vedere un po' adesso Genova come illuminata, che se non ci fossero i fari delle automobili e qualche insegna accesa, ci imbellineremo direttamente in mare alla foce. E allora mi pensa anche di ritornare, possa iosse dove me madonnare. E allora io penso ancora di ritornare a posare le ossa dove è mia nonna. Ti devo dare una brutta notizia, la nonna l'hanno cremata. E al stadieno non c'è più posto. Se non vuoi fare la stessa fine è meglio che resti a Caracas. E senza tante cose le ha partito, e a Zeno che formò il turno sonio. E senza tanti indugi è partito, e a Genova ha formato di nuovo il suo nido. Attualmente si trova presso la casa di riposo Villa Ridente, a Trasio, davanti al mare, dove la retta gli ha mangiato tutta la pensione e al figlio che è rimasto in Venezuela gli tocca integrarla con un bel po' di bolivar. Commento del figlio: ma sai che penso ti l'effetta una belinata a tornare a Gena. Thank you very much. Buona podestà. Ma sai che pensi? La sua vita. Roby Carletta, grandissimo capitano, Bianca Podestà, straordinario.
Bianca giustamente è la sua festa insieme agli altri premiati, desidera, e tutti noi lo desideriamo, un piccolo monologo che mi andrò a godere anch'io scendendo le scale sperando di non imbelinarmi giù, e quindi si deve truccare, quindi tu ne tieni il microfono. Allora, come saprete benissimo, Via Madre di Dio è stata distrutta la casa di Paganini e i miei nonni abitavano in Via Madre di Dio, al portone 19. Mia mamma e i miei zii sono nati in Via Madre di Dio e mia mamma, quando hanno cominciato a buttarla giù i miei zii, hanno sofferto tantissimo, hanno pianto. Mia mamma qualche giorno prima, purtroppo poi è mancata, ha scritto 2 righe su Via Madre di Dio, ma non era il genovese, perché il genovese è difficile da scrivere, e la corretta vedo Elio Petrucci, l'ho fatta correggere da Vittorio Petrucci. Quindi gentilmente, lei è bravissima, ha scritto questi piccoli ricordi di come era Via Madre di Dio. Dato che mia mamma era nata nel 1909 e la canzone Ma sai che penso del 26, mia mamma aveva 16 anni, quindi questo che lei ha scritto di Via Madre di Dio era proprio col cuore di come era. Bene. Ricordi e memorie de Sena, a ben antica. Via Madre di Dio di Tavena o non esiste più. Come Maria Bella e nei tempi quando io faceva quanto rimpianto. Ricordo la primavera, ti sentivi lo dudumà. A mattina quando veniva i figiani, quelle da fugge, qui bulacchi, pinte gianchetti vivi e criavano, ule chi l'asilo domani. Te paiva sempre in festa, tranviavai le gente. A strada chiamavano a Mena, perché lì a pochi passi domani. Lì è una strada lunga e larga, che è una scaletta che ti portava a Sciumà. Con pochi passi ti arrivavi a un Belgiano, di macchie, di apinde scheggi, che anche un scheggio grosso di pesquei. A strada lì è sempre piena di figure, che giocava a lippa, oppure a pampano, e figetta nascondina. E i grandini giocavano a diao, un gioco di rucchetto. Coltiavo tanto erto, che arrivava quasi a fino punto di Cagnan. Ricordo con nostalgia la mia infanzia, le feste di San Giovanni Battista erano favolose, illuminazioni, i rimetti e a lotteria. Poi per strada arrivavo a Piana Maneggia e l'organetto che ti dava un'allegria. Chi non ricorda Fanny, quella donetta che in strada vendeva i figli pistacci, michel, siso e cocco. E per 2 palanca te dava anche carube. D'inverno vendeva piede e cado bugio, Cioè laghi a Via di Servi, o Borgo di Lanè, e subito lì che un teatro a Porto che fava varietà. Toar vestito da donna cantava violettera e Scanapino che fava Guido Rie. Poi ti arrivava in Ciassa del Pontegello, Quarzo Vasca con Zampiglio, un caffè resasco, un lian fundo di Via Fieschi. E poi fa sempre festa, sotto le feste di Natale. I piteghe mettevano in mostra gli erbi pindoni ben de Dio e i caprini, i bibini, levere e setrin, e a tutti illuminò anche i baracquini. In Ciasanova te favano senti a Natale, l'ho dovuto panduse senese. I figli studiavano la poesia di Natale, la recettò per esempio, alle terrina la mette sotto un piatto dopo, promettendo di esserci bravi. Grazie, ho scritto io per Via Madre di Dio. Sì, certo. Via Madre di Dio con gli occhi di mia madre. Ti immagino attraverso gli occhi azzurri di mia madre, nell'incanto della sua gioventù, pur spaurita dall'infame guerra, nell'ovattato silenzio di ricordi lontani, anni luce. Rivedo l'antica strada, vivida e piena d'umanità,
giochi di bimbi nella via, fra negozi e invitanti trattorie. Semplice gioia di via, fra negozi e invitanti trattorie. Semplice gioia di vivere in miseria, con nobiltà d'animo. Vorrei veder fluttuare quei diletti panni stesi, respirando gli aromi di allora, della vecchia schietta Genova. Profumi ormai spariti nel vento del progresso, fra grigi grattacieli, guardiani fantasmi di un passato perduto. Bravissima, bravissima Anna Maria Campello e Bianca Podestà.